Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, oggi una puntata davvero importante per tutti noi, per i consumatori soprattutto e per i produttori. Lo abbiamo accennato le scorse settimane, la necessità di tutelare le eccellenze del nostro territorio che negli ultimi anni stanno subendo una concorrenza diciamo anche sleale da parte di prodotti che vengono importati dall'estero e che hanno una qualità nettamente inferiore ai nostri prodotti. Parliamo della tutela del Made in Italy, un tema caro al Presidente Massimino Magliocchi, che tra poco approfondiremo un po' quali sono i vari aspetti, no? Come fare, come intercettare gli aiuti per tutelare i produttori e salvaguardare anche la salute dei consumatori. Bentornato intanto Presidente. Grazie. Io saluto Ernesto Madeo che è Presidente della filiera Madeo, importante realtà imprenditoriale del territorio calabrese, e parliamo in questo caso di salumi, di suinicoltura, cioè si parte da dal suino nero di Calabria che insomma ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo solo noi, e poi insomma i vari prodotti che danno una garanzia anche questi al consumatore. Benvenuto anche a lei. Grazie. E come sempre grazie per essere qui con noi Nino Iannotta, che come sempre ci darà preziosi consigli per quanto riguarda soprattutto gli aspetti salutistici, no, dei nostri prodotti made in Calabria. Allora, perché noi vogliamo tanto fare, Presidente, questa trasmissione, questa chiacchierata, ecco, chiamiamola così, perché ultimamente, come dicevamo, si importano dei prodotti dall'estero a basso prezzo, minore qualità. Parliamo dell'olio, ad esempio, noi parliamo una trasmissione dedicata all'olivicoltura, quest'anno c'è una contrazione della produzione di olio, allora che cosa si fa? Per offrire, no, il prodotto ai consumatori si importa olio tunisino dalla Spagna, dal Marocco, ovviamente che ha delle qualità inferiori rispetto al nostro olio. Sta accadendo questo, si parla addirittura di 2 bottiglie su 3 per il 2019 che sono proprio di oli che non sono italiani e forse spesso vengono spacciati per italiani. Purtroppo sì, la cosa che più ci dispiace è proprio che vengono spacciate per italiane, perché fin quando uno va acquista e sa che acquista un olio della Tunisia, del Marocco o della Spagna e ne è cosciente, acquista quel tipo di olio, lo acquista a quel prezzo del suo valore, ma il brutto è l'inverso, quando in quella bottiglia c'è quel prodotto, ma sopra viene messa una bandiera italiana e una provenienza italiana per dargli quel valore aggiunto che non ha. Ecco, a collegarci sul Made in Italy, cioè riuscire a salvaguardare questo Made in Italy, perché l'importanza nostra è questa, al di là poi di quelle che sono i momenti e le annate sì e le annate no che ci pregiudicano, come quella appena trascorsa, che purtroppo è l'andamento della natura, l'andamento climatico che ci porta a queste cose, ne siamo coscienti tutti, però siamo anche coscienti che quando si va sul mercato si arriva o poco o assai con un prodotto genuino, un prodotto che è per la salvaguardia della salute del consumatore, perché i nostri produttori, i nostri olivicoltori, i nostri agricoltori producono prodotti genuini,
e si sforzano, ma si sforzano tantissimo, perché sanno già dall'inizio che la qualità è quello che li ripaga di un prezzo che non riesce a spuntare con una concorrenza sleale o con prodotti meno qualitativi del suo, e allora con la qualità riesce a superare questo handicap. Per cui noi dobbiamo preoccuparci innanzitutto di questo, perché le produzioni purtroppo siamo sotto la luce del sole, siamo sotto il cielo, c'è la brinata e è troppo caldo, ci nomina. Però ci sono quelle annate che ci danno anche soddisfazione. Ma è il Made in Italy che noi dobbiamo salvaguardare e dare la sicurezza al nostro produttore, di farlo avvicinare, di non sminuire il suo lavoro. È con il Made in Italy che gli si dà quel sostegno a proseguire nella sua opera e anche a far avvicinare i giovani all'agricoltura, perché in questo modo sono tranquilli, sono sicuri di avere una tutela delle loro produzioni e una tutela anche e salvaguardia delle annate no. Perché è inutile che oggi ci diciamo il Made in Italy è questo, il Made in Italy è questo, ma è solo un marchio. Il marchio non ha un significato in sé così astratto. È un marchio dove c'è qualcosa di concreto, di sicuro, di certo dietro. Quindi bisogna anche saper leggere le etichette quando si va a comprare un prodotto. È importante, ecco. L'etichetta è la carta d'identità. Non si capiscono, Presidente. Nel caso dell'olio si dice oli comunitari o extracomunitari. Io che ne so questo olio comunitario, le olive, scusate, comunitarie da dove arrivano? Allora, quando noi leggiamo, ecco, olio comunitario vuol dire che non è italiano. Per fortuna già con questo è stato un passo avanti, che noi siamo riusciti a far distinguere il prodotto italiano, l'olio italiano, con prodotti provenienti da altri paesi. E già segnare non comunitario oppure da paesi della comunità europea distingue che quel prodotto non è del nostro territorio. Ma io, perché ci ho tenuto sempre dall'inizio, ci ho creduto innanzitutto alla qualificazione del prodotto e della qualità in un modo particolare, e per avere un prodotto certo, un prodotto sicuro al di là della carta d'identità che ha, della provenienza, della tracciabilità, eccetera, sono i 3 marchi comunitari che salvaguardano il consumatore della provenienza territoriale di quel prodotto, cioè i marchi IGP, DOP e Bio. Ecco, intanto andiamo a vedere sulle etichette quando andiamo a ci sono queste cose. E in più sono delle cose che al consumatore hanno un'attrazione molto diversa, cioè un'attrazione di sicurezza verso quel prodotto con questo marchio. Allora il consumatore poi deve decidere, no? Che cosa vuole quando va a fare un acquisto, vero Presidente Amadeo? Perché anche nel campo dei salumi, degli insaccati c'è una concorrenza anche in questo caso sleale, perché qui si dà la qualità, si parte dal suino nero, la lavorazione, ci sono anche qui tanti sacrifici, invece con prodotti che non si sa bene, no? da dove arrivano, insomma, qualche dubbio c'è. C'è una grande confusione sicuramente nei mercati, ma una confusione che secondo me a volte è anche voluta. Quindi il consumatore che deve essere un po' più attento, un po' più accorto quando fa la spesa, perché in quel momento ovviamente tutto quello che compra è quello che poi porta in casa, quindi consuma, a prescindere dal prodotto. Ma vedere le origini dei prodotti non è importante, è fondamentale. E oggi l'etichetta, se letta bene, è chiara, perché giustamente, come diceva anche il Presidente, la DOP, l'IGP, il biologico sono tre garanzie per il consumatore, perché c'è tutta una tracciabilità e rintracciabilità delle provenienze. Così come i prodotti di filiera, altrettanto. I prodotti di filiera significa che inizia un processo
dalla materia prima, come in questo caso per la nostra suinicoltura. Noi siamo produttori dagli allevamenti, quindi poi facciamo tutta la fase di trasformazione fino ad arrivare al prodotto finito. Questo che cosa significa? Significa che garantiamo l'origine del prodotto. Ovviamente ci sono le certificazioni, noi abbiamo avuto anche certificazioni come AIA, l'Associazione Italiana Allevatori, che non sono certificazioni di parte, ma sono certificazioni di riconoscimento. Hai la filiera e noi riconosciamo nella tua filiera un'azienda che ha la possibilità di produrre nel contesto di questo processo, e ti riconosciamo e quindi ti diamo la certificazione. E effettivamente le produzioni poi sono soprattutto quelle produzioni che hanno anche numeri importanti nel mercato, dove ci sono vendite diciamo anche in quantità, certo hanno delle imitazioni e il consumatore qui deve fare attenzione, perché un prodotto che va sotto costo vuol dire che non è possibile. Ecco, guardiamo intanto il prezzo. È il prezzo, ecco, quindi io non guarderei il prezzo per fare l'acquisto, ma guarderei il prezzo per analizzare il prodotto. Ecco, perché se un prodotto, parliamo dell'olio, oppure di un prosciutto, di un insaccato, così, se ha un prezzo troppo basso, sì, qualcosa insomma deve far scattare, un campanello d'allarme. Perché sì, questo? Perché abbiamo visto, col dottore Iannotti ne abbiamo parlato tanto, no? Cioè la fatica che c'è per ottenere anche delle produzioni di qualità, vero dottore Iannotti? Ci sono dei costi per i produttori, chiaramente, perché se si punta alla qualità, la qualità ha anche un costo, giusto? Quindi quando c'è un prezzo troppo basso, allora chiediamoci perché questo prezzo è basso, giusto? Sì, io penso sia doveroso fare una premessa, cioè il Made in Italy che vuol dire? Vuol dire conseguire uno status symbol di eccellenza, di grande qualità per tutti i prodotti dell'economia italiana, è qualcosa di riconosciuto nel mondo, a cominciare dalla moda, ma restando nel campo dell'agroalimentare, che è quello che a noi interessa, diciamo, è ancora più qualificante. Noi già conosciamo parecchie azioni che sono state compiute, anche di truffe, ai danni delle produzioni italiane. Famoso è la questione del parmesano, il parmigiano, eccetera, il prosciutto di Parma, e quindi praticamente sono delle cose storiche. Per l'olio lo è ancora di più la tutela di questa situazione. Perché? Ci sono delle condizioni di partenza che riguardano innanzitutto il patrimonio genetico dell'olivo in Italia. Noi siamo i detentori delle cultivar più pregevoli del mondo. Abbiamo gli ambienti diversificati tra loro nel sud, nel centro Italia, eccetera, che sono fra i più favorevoli. E questo è dimostrato non solo dallo status symbol, diciamo così, dalla nomea, ma da dati scientifici che supportano, diciamo, questa diversità qualitativa del prodotto italiano rispetto al prodotto effettuato, ottenuto in altri paesi. Ora il problema è come praticamente difendere, come tutelare questo status symbol e come certificarlo. Perché adesso sì, noi abbiamo una legge che risale al 2009, la 166, che praticamente stabilisce le norme attraverso cui bisogna certificare il marchio 100% Made in Italy. E diciamo questo già rappresenta qualche cosa. Molto importante anche sono le certificazioni europee, come ricordava poc'anzi il Presidente Magliocchi, proprio di definizione delle origini di questi prodotti, quindi le DOP, le IGP, e sono effettivamente degli strumenti che permettono di certificare una determinata qualità. Però io credo che nel frattempo, dal 2009 a oggi, sono passati 10 anni, la scienza ha fatto grandi passi e quindi è capace ormai di andare a toccare determinate situazioni di controllo, di tutela di questi prodotti in maniera scientifica, non più in maniera documentale. Perché si ricordava poc'anzi, si faceva riferimento alla tracciabilità.
La tracciabilità di un prodotto che cos'è? È quello che si segue dall'inizio, come diceva poc'anzi l'amico Matteo, cioè dall'inizio, dal prodotto base attraverso tutta la filiera e si arriva fino al prodotto finale. Seguendo questo tracciato si forma la cosiddetta tracciabilità, che poi alla fine può essere documentata al limite anche con un semplice marchio o qualche cosa che lo individui. Ma adesso, per alcuni prodotti, tra cui l'olio, noi siamo in grado anche di fare la rintracciabilità, cioè ossia percorrere il percorso inverso, partendo dal prodotto finale, arrivando alle origini, senza una certificazione documentata, attraverso una documentazione scientifica, che può essere conseguita, non so, per esempio nel caso dell'olio, attraverso il prelievo di frammenti di DNA nell'olio, noi possiamo risalire alle cultivar. Allora se sono cultivar spagnolo, sono cultivar tunisine, noi le individuiamo. Ma si può applicare anche interessante questo, anche per quanto riguarda i salumi? Certo. Questo che dice... Noi facciamo tracciabilità e rintracciabilità, ovvio. Anche perché la rintracciabilità di un lotto, ipotizzando un lotto magari che ha avuto un difetto e quindi deve essere rintracciato in pochissime ore, e noi siamo in grado di farlo e anche di ritirarlo. La tecnologia oggi ci consente di fare questo e anche di più, e che non bisogna arrivare a fare, cioè i controlli sono una cosa, che sono controlli di processo, e i controlli di processo ovviamente garantiscono la produzione, quindi la rintracciabilità può essere per un difetto nel processo di produzione. Se il processo viene fatto bene non c'è bisogno di fare la rintracciabilità. Per quanto riguarda diciamo, i prodotti tarocco, diciamo così. In quel caso quello che diceva il professore, giusto, perché lì ci sono, e sono proprio parte dai processi, quindi ci sono queste fusioni di prodotti provenienti da diverse nazioni, oppure mixate fra di loro, tagliate come viene detto, via dicendo, che poi dopo esce fuori sotto un ombrello che si chiama olio d'oliva, appunto, olio d'oliva extravergine, europeo ovviamente, e quindi capire cosa c'è dentro bisogna andare poi a recuperare queste informazioni attraverso le analisi. Sì, ed è particolarmente importante, perché io vorrei fare una piccola citazione. In Italia i più grandi marchi di produzione olivicola, io adesso non faccio i nomi per una questione di riservatezza delle cose, ma immaginate proprio i marchi più noti, più qualificati, quelli, sono tutti in mano agli spagnoli, i quali pongono questo prodotto olio in tutti i mercati del mondo, in realtà truffando e sfruttando il made in Italy. È rimasto perché il nome italiano, il nome italiano però lì non c'è una certificazione che attesti l'effettiva origine del prodotto. Poi noi abbiamo subito anche un altro equivoco nel campo dell'olivicoltura, perché quando si dice prodotti in Italia, allora si può pensare che è solo l'imbottigliamento. Dici imbottiglio in Italia e poi imbottiglio la Picualla, che è spagnola, o la Jamreli, che è tunisina. E dice prodotti in Italia perché l'ho imbottigliato, invece no. Prodotti in Italia significa partire dalla materia prima, poi trasformarlo e poi commercializzarlo. Quindi il processo deve avvenire tutto. E quindi, infatti adesso si parla che uno studio dell'INEA che praticamente ha previsto di suddividere tutta la produzione agroalimentare in 3 parti, cioè la parte fresca, quindi tutta la parte ortofrutticola, quella che viene commercializzata direttamente, la parte trasformata, quindi per noi importante il vino, l'olio, e poi terza la parte industriale, che è la pasta, il caffè, eccetera, eccetera. Allora le certificazioni vanno indirizzate secondo queste diverse norme in maniera tale da arrivare finalmente alla tutela, perché quando poi arriveremo alla tutela assoluta del Made in Italy, tradotto in pratica che significa? Significa che sono prodotti con un valore aggiunto. E questo valore aggiunto è quello che noi dobbiamo riconoscere ai nostri produttori, perché i nostri produttori hanno maggiori spese, hanno maggiori costi di produzione, e quindi ovviamente da questo punto di vista dobbiamo conseguire, perché se noi continuiamo ad avere i prodotti
normali, diciamo così, a prezzi normali, e allora il margine, la forbice si stringe troppo, il produttore italiano non ci sta dentro. Ecco, il danno per il produttore italiano, Esatto. ecco, qual Allora, è ingente. consideri che un prodotto di qualità, si chiama di qualità, ha un costo. Oggi un litro di olio d'oliva al frandoio, cioè produzione frandoio, quindi significa proprio appena spremuto, costa dai 6 ai 7 euro a frandoio. Poi c'è tutto un costo di imbottigliamento, di trasporto, quindi di logistica, nonché di margine per chi lo va a rivendere, pertanto il prezzo non può essere inferiore a 10-12 euro al litro. Quindi trovare un olio a 2,50 euro o 3 euro al litro, cioè già lo stesso prezzo, se uno analizza il prezzo già ha capito cosa sta comprando. Beh, è chiaro. Poi... Cioè un'analisi lo si fa già dall'acquisto, dal prezzo. Certo. Quindi i prodotti di qualità hanno dei prezzi per quello che costano. Allora se uno vuole, ovviamente parliamo di olio, ma possiamo parlare anche di salumi, possiamo parlare di formaggi, c'è un prezzo di costo di produzione che non può scendere più di tanto, e soprattutto i prodotti di filiera o i prodotti certificati che portano anche il costo della certificazione, ovviamente hanno dei prezzi che nei supermercati stanno a un livello un po' più alto. Quindi il consumatore, quando va in questo momento e fa un'analisi della spesa del prodotto, deve guardare anche la leva prezzo. Quindi io quello dicevo, il consumatore che cosa vuole? Vuole spendere poco, però sapendo che sta acquistando un prodotto che non è italiano, allora liberissimo di scegliere. Però se il consumatore vuole la qualità, sa che l'olio fa bene, ha diverse proprietà, eccetera, eccetera, e poi in quell'olio che non si sa da dove viene, parliamo dell'olio, parliamo anche dei salumi, perché anche ci sono delle sofisticazioni nel campo dei salumi non indifferenti, ci sono state anche delle inchieste giornalistiche, ad esempio sul prosciutto cotto, che insomma... Ecco, lei consideri il nostro prosciutto cotto, per farle un esempio, poi magari... noi facciamo un prosciutto cotto di suino nero, è l'unico nel suo genere. Consideri che il prosciutto cotto che facciamo fare da un artigiano, perché noi siamo produttori della materia prima, ovviamente le maestranze non sono nostre perché non ci appartengono nella nostra tradizione, lo facciamo fare da un artigiano, e questo prosciutto cotto invece di aumentare il peso cala di peso, cala il 30%. Generalmente nei processi di produzione di qualsiasi tipo di cotto, che sia cotto, prosciutto, spalla o pancetta, il calo non è un calo peso, è un aumento di peso, cioè vengono seringati per aumentare il peso. Quindi anche lì il prezzo lo dice, parla il prezzo in questo caso. Allora, oltre alla certificazione del prodotto, il pigmento nero come il nostro prosciutto cotto, il prosciutto crudo, però ha un prezzo molto alto. Quindi queste allora io suggerisco che è meglio puntare su ridurre la quantità ma spendere nella qualità, cioè mangiare di meno e mangiare bene. Certo, anche perché tra poco devo dare la linea alla regia, anche perché poi c'è uno spreco incredibile, questo è un altro aspetto, cioè tu vai a spendere poco, prendi un prodotto che non è di qualità e poi lo butti, meglio spendere un po' di più, si prende il giusto. Così si evitano gli sprechi e si mangia in maniera, quello che basta è in maniera sana, perché poi... Per l'organismo, per tutto, perché il Made in Italy alla fine è la nostra cultura, è il nostro saper realizzare le cose in un modo diverso da tutti gli altri, e parte anche dalla dieta mediterranea. Allora, ci fermiamo pochissimi istanti perché tra poco affrontiamo anche questo. Ecco, per fare il concetto Made in Italy e legarlo alla dieta mediterranea. La dieta mediterranea è genuinità, è salute, è tutto quello che è il meglio per il proprio organismo. Però dobbiamo prendere prodotti mediterranei. E quindi dobbiamo prendere i prodotti, quelli che sono sicuri del nostro territorio, e avere la certezza della loro genuinità, che poi vengono prodotti in un modo diverso, vengono prodotti con un sistema che negli anni anche manualmente si è modificato, ma si è modificato per l'esperienza, cioè gradualmente, non è chimicamente che viene sviluppata la qualità o non qualità,
e manualmente e fare le proprie prove sul corpo, sul proprio corpo, certo. Le prove sul proprio corpo. Io devo dare alla regia, ma questo modificare chimicamente significa danneggiare poi, no? Significa certo. Fare business, fare profitto, però danno della salute poi dei consumatori. Torneremo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio, contiamo a parlare di tutela del Made in Italy, una trasmissione presente davvero interessante perché stiamo scoprendo un po' di cose. Allora, intanto diciamo che una tutela per il consumatore sia per quanto riguarda noi italiani, però queste sofisticazioni del Made in Italy avvengono anche all'estero. Ecco, quando si va a esportare il prodotto italiano, il dottore Iannotta prima ricordava il caso del parmigiano, di altri prodotti, ma c'è una sofisticazione all'estero che insomma preoccupa, perché questo danneggia ancora di più i produttori che investono in qualità, che hanno dei margini di guadagno ridotti. Poi quando c'è questa concorrenza sia sul territorio nazionale sia su quello estero, allora così è inutile che diciamo bisogna incentivare l'agricoltura, eccetera. Se non ci sono degli aiuti e dei paletti, no? Allora non si va da nessuna parte. Questo ci porta a un disorientamento del consumatore, cioè in modo poco corretto. Non voglio essere buono nel dire poco corretto, perché tu vai a falsificare un qualcosa di non tuo e vai a dare un qualcosa che danneggia la persona, ed è lì la truffa peggiore, perché portare sulla tavola un prodotto che sai già che può creare problemi all'organismo umano è da disumani farlo. E noi dobbiamo tutelarlo, dobbiamo preoccuparci affinché queste cose non avvengano, e se avvengono a farle emergere, a denunciarle e a farle conoscere. Ma a farle conoscere anche ai nostri consumatori con queste trasmissioni, con il dire un po' cosa è un prodotto genuino, stare attento al prezzo, stare attento all'etichettatura, stare attento alla tracciabilità del prodotto, stare attento al marchio, che è importante, molto molto importante. Noi purtroppo, specialmente all'estero, con i molti italo-americani, italo-canadesi, italo-giapponesi, italo-tedeschi che ci sono per il mondo, a volte anche loro sfruttano la loro provenienza italiana per immettere sul mercato un prodotto con il loro cognome e farlo passare come se fosse italiano, e questo non è. Ma poi subentrano tutte quelle cose della tracciabilità, del marchio IGP o cose che dovrebbe e salvaguarda il consumatore. Dobbiamo combatterle queste cose. Per combatterle che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sollecitare le nostre istituzioni affinché questo non accada, perché non è che possiamo demandare all'olivicoltore oppure al suinicoltore o all'agrumicolo di dire e spendersi affinché quel prodotto è suo. Devono essere le istituzioni che devono garantire quel prodotto, quell'italianità del prodotto, quel fare della nostra produzione, dell'impegno del nostro produttore. È lì la salvaguardia che si incomincia a fare e si deve spendere principalmente. Le nostre istituzioni, almeno fino ad oggi, non è che siano state sempre tanto attente e incisive. Il ministro attuale si sta prodigando per i marchi, si sta prodigando per il Made in Italy, ma finora lo stiamo vedendo solo sulle carte, solo nelle trasmissioni,
ma non stiamo toccando ancora con mano interventi specialmente all'estero, dove noi abbiamo gli istituti per il commercio estero e altri enti che possono guardare, salvaguardare, controllare quelli che sono i nostri prodotti e denunciare le falsificazioni. E lì dobbiamo intervenire, è lì che il Ministro deve fare pressioni, perché se la ditta Madeo porta la sua soppersata in Canada e la immette sul mercato e c'è soppersata, ma se a fianco al prodotto Madeo c'è un altro prodotto soppersata, però da Magliocchi che vive e fa ad un prezzo inferiore, chiaramente. Il Presidente ha fatto proprio un esempio, non ne abbiamo parlato, però ha fatto un esempio proprio centrato, perché noi effettivamente esportiamo la soppressata in Canada e ci troviamo nello stesso scaffale con chi imita la soppressata calabrese, che lo fa in Canada, solo che non usa il budello naturale, usa il budello sintetico, sì, confezioni diverse, però lo chiama soppressata. Lo chiama soppressata. Ma io allora, per il consumatore probabilmente italiano, comunque calabro, che vive in Canada, che lo riconosce subito, ovviamente l'acquisto è anche facilitato. Però per il canadese fa fatica. Certo. Fa fatica e compra quello che è a $2 e non l'altro che è a $3, certo, non sapendo che c'è una differenza enorme. Ma io l'ho fatto l'esempio perché l'ho trovato, cioè proprio la tua soppersata, i tuoi salami a Toronto, quando sono stato 2 mesi fa, ho trovato questa differenziazione. Cioè nello stesso scaffale trovo questi 2 prodotti. Ma e vedevo che tutti andavano lì, ma sai, questo però è una soppersata. Allora, noi parliamo sempre di internazionalizzazione dei prodotti. L'internazionalizzazione, se non è salvaguardata dalle istituzioni, è inutile che noi ci sforziamo, ci ammazziamo per portare questo prodotto all'estero. Ma tutti i prodotti, sia l'olio, sia il salame, tutti gli altri prodotti che si portano all'estero, il vino, eccetera, vengono portati con enorme sacrificio, ma giusto anche fare le presentazioni, far conoscere questo prodotto. Cioè noi dobbiamo preoccuparci a far capire proprio queste differenze, certo, e per fare capire queste differenze non deve andare Massimo Magliocchi o Ernesto Madeo a dire guarda il mio prodotto lo porto io dall'Italia e ho risolto. No, devono venirci con noi anche gli esperti, devono venirci con noi anche chi certifica meglio e scientificamente la provenienza di quel prodotto. Dobbiamo fare uno sforzo maggiore, e questo noi che chiediamo, perché per fare questo sforzo maggiore, se andiamo noi andiamo, però dobbiamo essere e per portare questo ci sono costi, ci sono volontà che noi non riusciamo a poter esprimere o a poter dare questa carica, e allora dobbiamo salvaguardare il sistema Made in Italy in un modo diverso. Non dobbiamo solo dire è Made in Italy e siamo salvaguardati. Solo il comparto IGP come valore di esportazione è di circa 9 miliardi. Praticamente rappresenta il 21% l'IGP rappresenta il 21% della bilancia commerciale delle esportazioni. Lo vogliamo salvaguardare. Certo. Per fortuna è stato un aumento del 4% per adesso, ma poteva essere del 10, del 15, del 20%. Quindi voi siete soli quando andate all'estero? Noi siamo soli, siamo soli perché non c'è tutela, giustamente la tutela o lo fanno i consorzi o lo dovrebbero fare le nostre istituzioni, come dice il Presidente, le aziende possono fare poco. Così come la valorizzazione, valorizzare i prodotti o promuovere i prodotti. A furia di promuovere i prodotti ovviamente anche il consumatore poi si rende parte attiva e quindi approfondisce, capisce di cosa sta parlando, però
senza promozione, senza valorizzazione e senza tutela noi facciamo fatica, e in questo modo questo sbilanciamento della nostra bilancia, perché poi è tutto reddito italiano che non viene prodotto in Italia ma viene prodotto fuori dall'Italia, certo è una mancanza di produttività. Quindi se noi da un problema come questo potremmo parlare di economia, cioè potremmo parlare di lavoro, perché non c'è lavoro, perché i nostri agricoltori non si fermano, perché i giovani non si fermano in agricoltura, perché questa mancanza cioè per questi motivi che abbiamo detto, elencato, quindi che non vengono attuati, ovviamente la nostra bilancia poi va in negativo. Nonostante ciò, diceva bene quando parlava che abbiamo comunque un trend di esportazione che cresce di un paio di punti all'anno, ma sono cose importanti. Sono sacrifici ma si potrebbe fare molto di più. Sacrifici dei produttori, insomma, sono investimenti, perché esatto. Andare all'estero c'è un costo, chiaramente. Ha un costo. E noi siamo sempre controllati, ogni volta che noi facciamo una spedizione in Canada, ovunque lo facciamo, tutti i nostri container vengono fermati, analizzati e poi portati nei supermercati. Invece quelli taroccati passano. No, quelli li fanno lei. hanno probabilmente una via preferenziale. Hanno porti particolari. Sì. Però vanno benissimo i controlli, perché quando uno ha le carte in regola, chiaramente benissimo, va bene il controllo, però un aiuto anche a livello della comunità europea, dello Stato italiano, c'è bisogno di sostenere, perché noi parliamo sempre della necessità di portare far conoscere i nostri prodotti all'estero. Ci sono stati tantissimi convegni, incontri, la necessità dell'internazionalizzazione, come dicevamo, però se questa internazionalizzazione non è supportata a livello politico e a livello economico, anche perché il produttore deve fare un investimento non indifferente, è un sacrificio, perché insomma, di che parliamo a fare di internazionalizzazione? Cioè... Ma le volontà credo che sia dell'Europa che dello Stato italiano ci sono, il problema è la burocrazia anche che frena tantissimo queste possibilità di fare le promozioni, di finanziarle, farle. E noi come consorzio IGP, che siamo costituiti da 2 anni, fino ad oggi, pur avendo fatto alcune domande... IGP Olio Calabria, no? IGP Olio di Calabria. Spieghiamolo. A tutt'oggi non abbiamo avuto nessun aiuto o nessuna sovvenzione per fare promozione, per far conoscere i nostri prodotti. Certo. Noi stiamo facendo qualcosa, siamo stati presenti nelle fiere più importanti, il Cibus a Parma, il Ciel di Parigi, il Fancy Food a New York, ma lo abbiamo fatto a spese nostre. Abbiamo fatto nel mese di marzo dell'anno scorso anche altri interventi su New York, con la presentazione dei prodotti, presso una rete di ristoratori. Siamo già in trattativa per fare qualcosa di nuovo nel mese di aprile con i ristoratori italiani, appunto per far conoscere e fare la differenziazione del prodotto italiano, perché lì la ristorazione subisce anche tanti inserimenti di prodotti che non sono tra virgolette italiani e non sappiamo come, e loro ne sono coscienti, dice, ma però qua se non viene qualcuno a far conoscere il prodotto, anche il consumatore gli possiamo dare quello che vuole. Bravo. Che compra ed è contento, dice è un prodotto italiano. Non è così, è la nostra cultura, è la nostra civiltà. È la nostra immagine. È la nostra immagine. Il Made in Italy è quello che oggi riesce a salvaguardare quella che è l'italianità. Ma come dice anche Farinetti, noi partecipiamo anche al progetto FICO, non so se lei lo sa, a Bologna, quindi è il più grande parco mondiale dell'agroalimentare italiano. Lì ci sono rappresentate tutte le produzioni d'Italia, dall'olio ai salumi, ai formaggi, ci sono tutti i consorzi, insomma. Credo che sia il massimo di quello che la mente umana abbia potuto proprio costruire e realizzare. Saranno una 80ina di fabbriche, una 40ina di ristoranti e poi tanti piccoli chioschetti. Ma il progetto di questo parco qual era? È quello di comunicare al mondo intero: il Made in Italy è qua,
è rappresentato qui, con tutte le sue regioni, perché non c'è una regione, cioè ci sono tutte le regioni, con tutti i prodotti di ogni regione. Quindi il vero Made in Italy è questo, e i prezzi di questi prodotti sono questi. Quindi una comunicazione importante, ovviamente è poco sostenuta, perché non è che lo può fare solo il privato, perché lì siamo tutti privati. Certo. Quello che dicevamo prima, la forza della comunicazione e la forza anche in un certo senso, come dire, si crea il meccanismo anche della tutela, cioè attraverso la comunicazione tu metti in atto anche un sistema di tutela, diversamente non riesci a farlo. E quelle sono tutte risorse che vanno via dalla nostra economia di ogni regione. Quindi che cosa dovremmo fare noi? Cosa dovremmo chiedere? Se il messaggio lo possiamo anche mandare. Bisogna puntare di più nella promozione, attraverso i consorzi o attraverso le stesse istituzioni, ma bisogna promuovere il Made in Italy. Cioè la gente deve capire i prodotti italiani sono italiani. Ecco, sia in Italia che all'estero, perché anche in Italia. Allora, puntiamo anche sull'aspetto della salute, dottore Iannotta. Abbiamo visto che un prodotto di qualità fa bene alla salute. Quello che mi diceva prima il Presidente Madeo dei prosciutti così che vengono dall'estero, che vengono siringati per far aumentare il peso, quindi avere un business maggiore, insomma lì potremmo avere anche dei rischi per la salute del consumatore, quindi il consumatore deve sapere anche questo. Allora si sceglie il prodotto a basso costo, tu lo devi sapere che non è proprio il top, no? per la salute, potrebbe arrecare anche dei danni, perché queste siringhe che ci mettono dentro, ecco, non lo sappiamo? Boh. Il problema, diciamo, ad originem è di normativa. Quello che occorrono delle norme precise che stabiliscono determinate cose. Perché che il Made in Italy sia il meglio nel mondo lo sanno bene, tant'è vero che lo imitano e lo truffano, se no non lo farebbero. E lo danneggiano. Lo danneggiano, ovviamente. Ma perché? Perché è un prodotto di qualità, almeno molti di questi prodotti dell'agroalimentare sono prodotti di qualità, eccellenze inimitabili. Allora, per difendere questo tipo di produzione bisogna che ci siano delle norme precise che stabiliscano i criteri e ne stabiliscono anche, diciamo, i paletti di questa qualità. Io ricordo quando venne qui il ministro appena eletto e noi facemmo per conto di questa trasmissione un'intervista, lui disse che il suo primo impegno era quello di fare una nuova normativa sul Made in Italy e portò l'esempio di una nave di riso che arrivava dalla Thailandia e che loro avevano rimandato indietro perché dice questo riso lo mangiate voi, non lo mangiamo noi, perché questo riso poi veniva qui, veniva incartonato con le sigle italiane e quindi poi diffuso nel mondo, si diffondeva un prodotto made in Italy che era di origine thailandese. Quindi diciamo ci vogliono le normative che definiscono queste cose qui. Nel caso dell'olio, per esempio, allora l'olio ha 3 grandi caratteristiche. La qualità organolettica, e quella italiana è effettivamente diversa da tutte le altre, è eccellente veramente. La qualità nutrizionale, perché ha dei contenuti nutrizionali che non hanno altri oli. Facciamo un esempio, gli oli italiani sono tutti al di sopra del 70% di acido oleico, noi sappiamo che l'acido oleico è l'acido monoinsato, è quello che previene le malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera. Quindi, mentre invece se noi prendiamo un olio tunisino della Cemlali non supera il 40-50% di acido oleico. Questo che vuol dire? Che la produzione italiana è enormemente migliore. E il terzo aspetto è quello salutistico a cui faceva riferimento lei. Cioè ci sono dei contenuti salutistici all'interno dell'olio, mi riferisco alle sostanze fenoliche, i polifenoli, che sono questi antiossidanti, che sono capaci di ritardare l'invecchiamento, di prevenire un sacco di malattie. Sono tutte situazioni che nel mondo di oggi devono essere riconosciute e sono riconosciute. E per questo motivo, diciamo, il prodotto italiano è imitato, il prodotto italiano è truffato, perché ormai già si sa
che gli oli italiani hanno questo tipo di caratteristiche, oltre naturalmente ad avere una grande varietà, perché noi abbiamo 500 genotipi diversi, quindi possiamo fare teoricamente 500 oli diversi, tutti di grandissima qualità e tutti diversi rispetto a quelli che navigano nei mercati, diciamo, di basso fondo, quelli dove praticamente si stabiliscono i prezzi. Quei prezzi al supermercato sono insostenibili per un produttore italiano e questo, diciamo, abbiamo ben detto già dall'inizio che è uno dei criteri. Ma gli altri criteri sono quelli di seguire le certificazioni e io suggerisco sempre, dovendo acquistare prodotti agroalimentari di questo genere in Italia o altrove, di leggere benissimo le etichette e di riconoscere le etichette che effettivamente rappresentano una certificazione di qualità, come sono per esempio le certificazioni quelle IGP, quelle DOP e anche quelle riguardanti il biologico. Adesso ci sono anche altri studi, per esempio c'è uno studio, bellissimo studio fatto proprio all'Università della Calabria, attraverso cui si può riuscire a individuare l'origine di alcuni prodotti addirittura senza il prodotto stesso, direttamente dai microelementi contenuti nel terreno. Allora da questi microelementi soppesati e ovviamente rapportati attraverso formule matematiche che praticamente possono stabilire l'origine di questi prodotti. E questi sono fatti molto importanti per il futuro, perché stabilire l'origine è fondamentale per tutti i sensi e ovviamente per il Made in Italy, perché questo è quello che noi dobbiamo difendere. Noi facevamo esempi poc'anzi di vari prodotti, di varie cose, ma ne potremmo elencare chissà quanto, non solo la soppressata dell'amico Matteo, ma pensate per esempio alla mozzarella di bufala che fanno in Germania. Io addirittura ho provato, alcuni esperti mi hanno fatto assaggiare un Barolo, che poi io non sono un grandissimo sommelier, quindi diciamo l'ho assaggiato, era buono, mi piaceva, era un Barolo prodotto in California. Però no, era fatto con le uve, era fatto bene, però portava la scritta Barolo. Cioè, e questo è che praticamente è intollerabile per la nostra... È un inganno per il consumatore, esatto. Ecco questo è, perché il consumatore, dicevamo, deve sapere anche che un suino nero di Calabria è un suino nero di Calabria, non è un suino nero che arriva magari dal Giappone, dalla Cina, insomma... No. Ancora non... Qua parliamo di razze autoctone, sono 5 le razze autoctone che abbiamo in Italia. La prima è proprio la nostra, quella calabrese, poi c'è quella dei Nebrodi, c'è la casertana, c'è la cinda senese, quella con il mando bianco, e poi c'è la nera romagnola. Ecco, queste sono le 5 razze. Essendo razze autoctone ormai estinte, insomma, che abbiamo recuperato, noi siamo stati la prima azienda a recuperarla, perché ormai sono da 25 anni che parliamo, insomma, di suini neri, e dobbiamo dire che in Italia ci hanno seguito un po' tutti, perché anche gli altri stanno facendo altrettanto, e io qui aggiungo che questo potrebbe essere il volano di una grande economia zootecnica in Calabria. La Calabria si presta molto bene per quanto riguarda l'allevamento suinicolo, perché avendo tante colline capite bene che l'allevamento, insomma, al posto del cinghiale ci mettiamo il maiale, ecco, almeno quello lo possiamo utilizzare. E quindi lì ci sono delle serie difficoltà. Ovviamente non pensano a questo perché sono prodotti di nicchia, sono prodotti che costano tanto. Vanno invece in quei prodotti dove è possibile intervenire, proprio perché ormai hanno delle quote di mercato importantissime, come il parmigiano, il pecorino romano, il pecorino sardo, eccetera, o l'olio, come dicevamo prima. Questi sono quelli più aggrediti a livello di produzione. I prodotti di nicchia invece hanno una tutela già di per sé. Almeno questa è una grande cosa. Siamo in chiusura, Presidente, allora da qui vogliamo lanciare l'ennesimo appello, proprio 2 minuti e poi dobbiamo chiudere, l'ennesimo appello. Spero che siano appelli che vengano recepiti dalle istituzioni, cioè perché noi non è che l'abbiamo contro l'olio che viene dalla Tunisia, no? No, ma cioè, fin quando l'olio che viene... Allora io parto da un principio, fin quando l'olio viene fatto con le olive, ben vengano. Poi siamo sul mercato e ognuno si comporta di conseguenza col proprio prodotto.
Noi intanto abbiamo un prodotto che è salute. Il prodotto della Tunisia possiamo benissimo dire che è di olive, fatto dalle olive, però non ha le stesse proprietà salutistiche che ha il nostro prodotto, quindi il nostro Made in Italy. Allora il Ministro, le istituzioni devono salvaguardare questo, cioè la nostra provenienza, la nostra identità, la nostra storia, il nostro lavoro, il nostro impegno, tutto. Si sta vedendo di fare questi accordi con gli altri paesi che tutelano il nostro Made in Italy. Io cito come sempre per primo il CETA con il Canada, perché se ne sta parlando tanto, pro e contro, perché effettivamente ci sono stati dei prodotti che non sono inseriti, dei prodotti nostri italiani e del nostro territorio che non sono inseriti e che devono essere inseriti. L'abbiamo fatto presente al Ministro, come citava prima il dottore Iannotta quando è venuto qui in Calabria. Ho avuto modo di parlarne anche a Roma nelle sedi opportune, alla presenza di responsabili della Comunità Europea, che si intensificano. C'è l'altro, per fortuna, coso di filiera che con il Giappone che è stato sottoscritto, benissimo, che si continua. C'è in atto adesso gli accordi con il Messico, con i paesi del Mercosur, cioè dell'America Latina, che si concludano, però come si concludono con questi 5? Che si concludano anche con gli altri paesi più importanti, tipo gli Stati Uniti, la Cina, il Nord Europa. Ecco, questi sono tutti gli altri, oltretutto sono quei paesi che per il Made in Italy ne hanno una cultura consolidata, sono loro che conoscono meglio di noi il Made in Italy e lo preferiscono e lo privilegiano. Allora, battiamoci per questo, le istituzioni si battono su questo, ci diano questa sicurezza e sicuramente l'agricoltura avrà il suo sviluppo, gli agricoltori lavoreranno ancora di più la terra, i giovani si avvicineranno all'agricoltura perché l'agricoltura dà sicurezza. Noi lo stiamo vedendo che in questi anni di recessione l'agricoltura fa assunzioni. Piglia manodopera e ho detto tutto. Presidente, grazie al Presidente Magliocchi, grazie al Presidente Matteo, grazie come sempre a Nino Iannotta. Il tempo a nostra disposizione è terminato, una discussione davvero interessante e grazie come sempre anche a voi e alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.